Questa associazione vuole un attimo, come dire, supportare le band, diciamo in tutto per tutto. Ok, è una sala prove, però spesso ci siamo accorti che come band ha bisogno di una vetrina, ha bisogno di un supporto anche a livello tecnico con la strumentazione. Infatti la strumentazione che adesso è coperta laggiù è quasi tutta della sala prove, a parte gli strumenti, le chitarre, i bassi sono dei ragazzi, mentre gli amplificatori, che costano parecchio, vengono forniti dall'associazione. Faremo anche dei mini corsi tecnici di fonico, di come si costruisce anche un effetto a livello pedaliere per le chitarre, dico, gli effetti sonori tipo delay, per spiegare, insomma. Generalmente una band cos'è che gli serve? Intanto suonare, ma già insegnano tutti, insomma, diciamo così. E poi insomma è bello vedere, specialmente con i corsi da fonico, che arrivano a flotte e tutti vogliono registrare, e insomma dai, siamo abbastanza contenti perché come organizzazione ci siamo anche abbastanza. Promuoviamo le realtà culturali in termini di esibizioni nel territorio. In passato abbiamo fatto diversi giovedì musicali, abbiamo fatto tanti concerti, abbiamo realizzato il contest, come diceva Stan, e speriamo anche gli anni prossimi di poterlo ripristinare. Abbiamo effettuato corsi anche di inglese, quindi incontri semplici di English Room dove potersi scambiare attorno a un tavolo bevendo una birra, una conversazione in inglese, proprio per migliorare il livello tecnico anche di tutte quelle band che hanno piacere di esibirsi in lingua straniera. Abbiamo seguito tutta una serie di migliorie che possono essere appunto la creazione di una propria pedaliera, la gestione del palco, degli effetti, del mixer, e quindi tutta una serie di realtà a tutto tondo. Quest'anno abbiamo scelto di abbracciare, insomma, la proposta del comune, quindi la partecipazione a questo bando comunale che ci ha permesso di sostenere l'evento, e l'abbiamo fatto in collaborazione proprio con il Cineluna, che ci ha messo a disposizione lo spazio. Questo vuole essere uno dei 2 eventi che vorremmo fare quest'anno. Ci piacerebbe infatti proporre verso fine anno una festa anche della nuova sala che abbiamo ristrutturato l'anno scorso, trasferendoci in uno spazio nuovo dopo circa 20 anni di utilizzo della vecchia, e quindi abbiamo piacere, insomma speriamo verso fine anno di riuscire a proporre per tutti i soci, ex soci dell'associazione, un evento che di fatto vuole essere la reinaugurazione del nostro nuovo spazio, che viene messo a disposizione a tutti i musicisti che ne fanno domanda, e che permette quindi una realtà diciamo espressiva diversa da quella, diciamo, consumistica che può essere messa a disposizione da un ente privato, perché il nostro non è un solo spazio dove paghi e ti esibisci, ma è uno spazio dove puoi crescere mettendo a disposizione le tue competenze per l'associazione, e anche ricevendo in cambio, insomma, una collaborazione nella realizzazione dei tuoi concerti piuttosto che delle tue proposte.